oggi, di fronte a quanto sta succedendo nel mondo con la pandemia, diventa fondamentale ripensare e ridisegnare quello che sarà i movimenti turistici nel futuro. La nostra regione, il nostro territorio più che mai deve ridisegnare un modo diverso di dialogare, un modo diverso di cominciare a comunicare la sicurezza del territorio e l'opportunità che il territorio veneto può offrire al turista che arriva dal mondo rispetto a noi. Ma queste cose oggi devono trovare strumenti completamente diversi, completamente innovativi. Si deve viaggiare meno purtroppo fisicamente, perlomeno nella promozione, quindi meno fiere, e si deve viaggiare per quanto riguarda la promozione molto di più attraverso il virtuale. Ma viaggiare nel virtuale non è così banale, non è così semplice, occorre essere attrezzati, occorre essere capaci di utilizzare questi strumenti. Digital Tourism è uno degli strumenti che ormai da 3 anni cerca di misurare e cerca soprattutto di rilanciare le nuove strategie con cui possiamo, sia come destinazioni, sia come imprese, avere un nuovo modo anche più semplice, ma anche meno costoso, ma non per questo meno efficace, di promozionare il nostro territorio e le nostre imprese. Questo sicuramente è il futuro. Io credo che questo sia uno degli aspetti che più che mai nel 2020, dopo il successo che questa iniziativa ha avuto nei 2 anni precedenti, credo che più che mai quest'anno potremo avere dalla scadenza che avremo il 26 e il 27 novembre di questo mese, io credo che effettivamente sarà un'opportunità per tutte le imprese per riuscire a ridisegnare in maniera concreta il modo proprio essere, il modo di essere e di fare impresa nei prossimi mesi.